Era partito da Roma il suo viaggio in treno lungo la penisola con un borsone pieno zeppo di marijuana. Prima tappa della giornata a Bologna, da dove su un convoglio locale aveva raggiunto alle 10:15 la stazione di Padova. Ferma, in attesa a un binario dove non sarebbe a breve partito alcun treno, la giovane donna, una nigeriana di 23 anni, ha attirato l'attenzione degli agenti della polizia ferroviaria. La donna è stata accompagnata in ufficio per l'identificazione e qui il contenuto della borsa si è paventato in modo inconfondibile, saturando la stanza dell'odore di cui gli agenti hanno immediatamente capito la natura. Aperte tutte le finestre, la polizia ha chiesto alla donna cosa ci fosse nel borsone. Dopo aver tentato di negare che la valigia fosse sua, la donna si è arresa. Dalla borsa sono saltate fuori 6 confezioni di marijuana per un peso di 6 kg. La donna, richiedente asilo per motivi di protezione internazionale e finora incensurata, è stata arrestata.